Seconda corsa è una 2000 metri con partenza coi nastri. Sarebbe stato su 2 nastri, ma nessuno ha accettato l'ingaggio a 2080, quindi sono in 8 a 2060. Con l'1 si avvia Bed, Alessandro Gocciadoro, 2 Borderline Pax, Antonio Greppi, 3 Bemonchak SM, Alessandro Fonte, 4 BB King dei Veltri, Roberto Andraghetti, 5 Berteget, Paolo Scamardella. In seconda fila 6 Barnaba Baba, Otello Zorzetto, 7 Beatrice Matto, Antonio Di Nardo, 8 Benny Trio, Marco Stefani. Cavalli che stanno entrando nel pistino interno, tutti sullo stesso nastro, che sono agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. Parte molto bene BB King dei Veltri che scavalca Bed. Breve errore per Bemonchak, si accoda terzo Berteget davanti a Borderline Pax. Intanto BB King dei Veltri ha preso buon vantaggio con Roberto Andraghetti. Arriva in 14-9 al primo paletto e passa davanti al primo passaggio qui sotto le tribune, mentre c'è l'errore di Bed che era in seconda posizione. Lascia quindi il secondo posto a Berteget, la squalifica per Bed, terza posizione per Borderline Pax davanti a Benny Trio, poi Beatrice Matto, Barnaba Baba che accenna a spostare all'esterno. Tanti 400 in 34, BB King dei Veltri arriva al 600 metri in decelerazione in 46,7. Si riavvicina a Berteget mentre al largo avanza Barnaba Baba con Otello Zorzetto che approfitta del cambio di ritmo per guadagnare posizioni. Esce al largo Borderline Pax per prendergli la schiena e lascia quindi la terza posizione a Benny Trio. Il giro in 1, 2 e 7, 16 la retta di là. Sempre in vantaggio BB King dei Veltri davanti a Berteget e Barnaba Baba affiancati. Arriviamo al chilometro passato dal figlio di Mago d'Amore in 1,18 scarso, secondo passaggio davanti alle tribune, BB King dei Veltri, poi la pariglia Berteget, Barnaba Baba, Benny Trio, Borderline Pax, poi Bemonchak SM affiancato da Beatrice Matto. 14,3 qui davanti alle tribune, ha dato un'accelerata Roberto Andraghetti per mettere in difficoltà l'avversario all'esterno. Berteget comunque lì in seconda posizione alla corda davanti a Benny Trio, frazione della curva in 14,8, sempre in vantaggio BB King dei Veltri, Barnaba Baba che avanza, Berteget seconda alla corda davanti a Benny Trio, poi Borderline Pax a precedere Beatrice Matto, retta di là in un veloce 14,4, si staccano in lotta BB King dei Veltri e Barnaba Baba, poi Berteget che cerca di guadagnare posizioni lungo la corda. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con BB King dei Veltri, ancora Saldo Battistrada che percorre in 14,5 l'ultima curva, retta d'arrivo, BB King dei Veltri che allunga su Berteget e Barnaba Baba, ultimi 50 metri, BB King dei Veltri viene a vincere davanti a Berteget per il terzo, probabilmente Benny Trio batte all'interno Barnaba Baba. 28,6 a chiudere, 14,1 la retta d'arrivo, ottima prestazione di BB King dei Veltri, il figlio di Mago d'Amore Alfa Khan, Roberto Andraghetti in sulchi per Claudio Ferri e Vito Denunzio. I colori della scuderia Marodà di Roberto Michelotto vengono a vincere in percorso d'avanguardia molto bene sui 2000 metri alla seconda di Bologna.